ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo sulle Dolomiti Orientali di Sappada e vogliamo andare a rifugio qui al Fortunato Calvi. Ci troviamo sul sentiero del Papa perché questo percorso l'ha già fatto il Papa Paolo Giovanni II nel 1988 e lui è salito anche in cima al Monte Peralba, ma oggi penso sarà impossibile perché deve esserci ancora neve. Comunque intanto andiamo a perlustrare la zona, perché io questa zona non la conosco e neanche tu, no. Perché è la prima volta che ci troviamo qui, che veniamo qui, e comunque sembra molto bello. Vediamo, la strada arrivare qui è molto stretta però fattibile, niente di preoccupante. Pensavamo peggio sinceramente, infatti pensavamo di fermarci giù alla Malga Rododendro perché avevamo paura che fosse troppo stretta la strada, è troppo brutta, ma in realtà la strada le macchine ci passano tranquillamente anche se è un po' stretta. Dai, partiamo, il sentiero è il 132, siamo a 1830 metri di altezza in località Sesis. Partiamo e vediamo con noi. Ciao ciao! Non ho detto prima che abbiamo parcheggiato l'auto a Rifugio Sorgenti di Piave, anzi 500 metri prima c'è un parcheggio e da lì parte il sentiero. Si può fare la strada, però noi abbiamo preso il sentiero. Ecco ragazzi, io non lo sapevo perché è la prima volta che percorro questo sentiero. Comunque è un sentiero esposto, non è per chi soffre di vertigini, assolutamente, anzi sarebbe meglio avere anche un cordino perché ci sono veramente dei punti esposti. Alla faccia del sentiero semplice, questo è un vaio. Del canale, ecco, missione compiuta anche stavolta, eccoci arrivati a Rifugio Calvi. È un bel giretto, ecco, se qualcuno ha problemi di vertigini gli conviene fare la strada, comunque noi adesso la faremo al ritorno, che è quella lì, e quindi è molto più semplice, in un'oretta dovrebbe portare qua, mentre il sentiero dei Fortini che abbiamo fatto noi è bellino, molto carino e molto selvaggio. Ecco, poi noi siamo dovuti scendere da lì, ma non lo sconsiglio adesso con tutta questa neve perché insomma è un po' pericoloso, però si sprofonda anche parecchio. Però dai, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, adesso ci fermiamo, mangiamo qualcosina e poi torniamo giù. Ciao ciao!
qui amici del canale c'è anche il suo bivacco invernale già occupato da qualcuno, guarda che carino che è. Ci sono anche i letti castello, 1, 2, 1, 3, bellissimo dai. Dunque siamo arrivati alla fine della nostra escursione, poi come al solito io durante il percorso cambio idea, perciò dovevamo salire per il 132 e poi ho visto questo percorso Fortini Monte Chianedis e abbiamo intrapreso questo sentiero attrezzato che comunque bisognerebbe avere un cordino per farlo, per essere in sicurezza totale, ma noi alla fine l'abbiamo fatto ed è molto bello, sì, molto bello, molto più... Sì, molto più bello. Sì, molto più dinamico anche, così abbiamo fatto il giro d'anello. Ci abbiamo messo quasi 2 ore e un quarto arrivare su a Rifugio Calvi e poi l'ultimo pezzo da Fortino per arrivare giù c'era tanta neve, quindi abbiamo fatto fatica anche. Siamo andati giù ma era molto molle la neve e abbiamo dovuto faticare, però bisognerebbe aspettare un attimo a fare questo percorso. Comunque dai, ce l'abbiamo fatto. Più su non si riesce ad andare, cioè si riesce ad andare ma attrezzati perché si sprofonda, c'è ancora tanta neve, quindi non siamo saliti alla Forcella e del Monte Peralba non se ne parla nemmeno per il momento. Lo faremo un'altra volta dai. Siamo ancora indietro con la stagione. Bene dai, bene. Saluto a tutti. Grazie per aver seguito il mio canale, se volete delle delucidazioni sul percorso non evitate a scriverlo nei commenti e se vi è piaciuto il video e volete vederne altri come questi iscrivetevi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ciao a tutti da Domenico e Luciana. Ciao!